fischia al direttore. Dunque parte questa ottava giornata fra Ardea e FC Blaugrana. Primo possesso per l'Ardea in maglia gialla, pantaloncino bianco. Per l'FC Blaugrana invece completo simile a quello del Genoa, rosso-blu. Viene Scarsella, l'FC Blaugrana, mentre allenatore Fausto Tallarico per l'Ardea. E ancora la manovra dei rossoblù, pallone che arriva vicino al limite dell'area, la conclusione qua tentata da Trajan Janku, subito il primo squillo da parte del numero 11, attento però Mugnaini. Brack rischia qui sulla pressing, dovrebbe essere calcio d'angolo, infatti così per l'FC Blaugrana. Angolo battuto, lo scarico fuori per il mancino e firma l'1-0. Dovrebbe essere stato Komaromi. Vantaggio per l'FC Blaugrana al 6° minuto. Porta sul pallone Bernardini. Mrak, Proietti. Ancora Mrak, il tocco qui, la deviazione! E palla che arriva per Bernardini che deve solamente spingerla dentro, pareggia l'Ardea al 18° minuto di questo primo tempo e anche time out. Possesso palla della formazione dell'Ardea. Ancora Atila fermato forte da Trusca, contropiede possibile con il destro. Questa volta buca Mugnaini e fa 2-1 per l'FC Blaugrana. Accelerazione devastante qui di Janku che firma la 2-1. Battuto il corner, schema qui per Atila che ancora non trova il giusto timing per andare a calciare. Mugnaini, lancio verso Mrak, trova solamente Tudosa. Adesso Janku, anzi Latu, che prova a calciare con la mancino. Ora qui la conclusione di Latu, ancora Mugnaini però questo primo tempo. Parte Bernardini, la rincorsa, il tocco per Mrak, saltato qui il portiere, ma finisce qui il primo tempo. Subito un colpo qui Mrak, ma per l'arbitro non c'è nulla e finisce il primo tempo dunque. Il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante, dunque riparte subito in avanti l'Ardea con Mrak, pallone riconquistato, ancora tratta con un'altra tigna la formazione di Tallarico. Dicevamo il primo tempo concluso sull'1-2, qui il pallone che arriva, spinto dentro per il gol del pareggio che arriva in immediato. Questo è stato Pucino con Proietti. Atila, ancora Proietti, si muove qui Pucino in mezzo al pallone, le tocco da parte di Latu che sbaglia porta e fa 3-2 per l'Ardea. Il pallone forte di Pucino ha trovato la deviazione nella porta sbagliata del giocatore dell'FC Blaugrana, trova solamente all'altro lato del pallone in fallo laterale. Ancora Trascu, vince il rimpallo, non c'è fallo, Bernardini
tunnel ai danni del capitano, scambio con Ambrac, ancora Bernardini che trova la rete con il mancino e firma il 4-2 per l'Ardea. La porta avversaria, qui buono il lavoro in difesa di Angelak, poi Trusca prova a servire un compagno, sono le mani di Magnini che mette subito in moto Ambrac, poi il controllo, il destro di Ambrac che firma il quinto gol per l'Ardea, contropiede fulminante da parte della formazione di Tallarico e 5-2. Arpionata da Serrawi, ma poi recupera l'Ardea, ancora Ambrac, accelera il numero 10, scatenato, ancora Ambrac, calcio Ambrac! Fa tutto lui, e 6-2 per l'Ardea, ancora con il numero 10 che sta giocando il secondo tempo meraviglioso. Ancora a calciare, qui trova una deviazione che spiazza Mognaini ed è 6-3 in favore dell'Ardea. Qui prova a accorciare l'FC Blaugrana, dovrebbe essere stato il destro di Ravzan Angelak a trovare la rete vicinissimo al anzi era Buttunaro, scusate, numero 19 Buttunaro ha trovato il gol del 6-3 e poi qui pallone che deve essere solamente spinto da Atila. 7-3. Il fallo segnalato, ancora Buttunaru per Trusca, il pallone che arriva per Latu, ancora altro gol per l'FC Blaugrana e 7-4, partita che non finisce mai. Iancu è entrato al posto di Tudosa per qualche minuto. Ultimi istanti di gara, ormai non c'è più nulla da fare per l'FC Blaugrana, grande prestazione comunque da parte dei rossoblù, con soprattutto nel primo tempo tante occasioni sciupate, quindi dunque arriva la triplice fischio, vince l'Ardea 7-4. Jacopo Mognaini dell'Ardea, il portierone che oggi ha salvato il risultato, veramente i miei complimenti nel primo tempo, tante parate, primo tempo complicato, poi nel secondo tempo siete usciti e avete giocato con un'altra intensità. Ci racconti un po' la partita? Sì, sapevamo che la partita fosse stata così tesa perché siamo contati, però l'abbiamo preparata in settimana. Al primo tempo siamo entrati un po' in palla, al secondo tempo abbiamo seguito le direttive del mister e siamo usciti fuori, come si è visto. Un'altra vittoria, insomma, 18 punti, siete partiti alla grande, adesso puntiamo insomma a salire. Sì, il nostro obiettivo è quello di salire in C1. Sono tornato pure io, vale per forza. È quello di salire in C1. Vedremo, c'è lo smart working che dà fastidio, però ce la giochiamo con tutte. Allora in bocca al lupo. Crepi.